Buonasera e ben trovati qui al Dorando Peti del quartiere Varignano per l'incontro valido per la settima giornata in cui la Pumas Ancora affronterà i cugini del Rocky Prato 54 Poletti. C'è questo forcing di Poletti e la deviazione insidiosa di Carrieri a deviare con la stecca. Poi il filtrante ottimo di Pesavento per Poletti che si gira ed insacca a solo 1 minuto e 28 secondi dall'inizio fase. Cioè Poletti intanto aspetta la discesa di un compagno, poi cerca l'accompagnato diretto in porta a sorprendere. Tanto forcing di Pesavento sulla sinistra, si accentra ancora sulla sinistra e poi va alla corte di Vespi, ma ti recupera la pallina per la Pumas. Pesavento scarica per Carrieri, ci sta il tiro, si accentra e poi in seconda istanza dopo la ribattuta del portiere insacca sul palo opposto Carrieri. Ottimo Lorenzo, cerca un filtrante, intuisce tutti i Poletti, poi Pesavento si impossessa della pallina, raso terra, deviato. Ancora Barbani perde pallina a favore di Carrieri in testa a testa con Vespi, gancio contro gancio da manuale e batte Vespi dalla parte della stecca. Una conclusione basso del tridente d'attacco, perde malamente la palla, riparte il numero 4 Barbani che poi a Capuano si invola sulla sinistra, cerca il filtrante per Santoro ma Pesavento. Bellissimo il suggerimento di Pesavento per Carrieri. Barbani torna nella propria pista, devia la pallina Pesavento, poi c'è questa triangolazione con la conclusione di Pesavento, può ripartire Capuano, poi non controlla Capuano e la pallina con il pattino poi va l'azione di Rugani, poi Santoro gioca di sponda e si invola sulla sinistra, serve a centro area Barbani, tanto Pezzini. Finta di tiro, perde la pallina Pesavento, si invola Valdesi alla corte di Mechini e non riesce a concludere nello Mechini. Poi Poletti lanciato in contropiede, cerca sul secondo palo Rugani, sempre attento, se ne impossessa il numero 21 Capuano Alberto che va alla corte di Mechini che ancora Pesavento sta affilata, centrale, deviazione, palo di Poletti. Sta affilata di Pesavento, probabilmente deviata e poi Cenelli in contropiede tutto solo ma capisce tutto la difesa della Pumas. Carrieri, azione personale, tiro che buca dalla parte del guantone e Vespi che forse poteva fare qualcosa di meglio su questo. Poletti ha il pertugio e lo trova a mezza altezza sul primo palo, beffa Vespi che non ha chiuso a dovere il primo palo, parte per i suoi, 2 contro 1, Pezzini cerca il filtrante, poi a rimorchio Carrieri dopo la deviazione del giocatore pratese si fa trovare pronto, ottima la lettura a rimorchio di precisione nella conclusione, intanto Pesavento si impossessa della pallina e si invola sulla sinistra, si accentra e batte dalla parte della stecca imparabilmente Vespi. C'era il compagno in discesa in contropiede, poi Pezzini scarica Giovanni che serve sul secondo palo Rugani, ottima Pesavento, diagonale a tagliare la pista e poi Pescale, sta affilata centrale, ottima la deviazione di Rugani, poi Pesavento Michele sta affilata e palo, posizione siderale, riparte Poletti. Poi gira tutto Pesavento per Rugani che a sua volta trova Cinquini a centro area, ottima la triangolazione di Viareggina, poi c'è questa bellissima parata con i gambali, 7 secondi alla fine del possesso, ci sta il tiro, ottimo il servizio di per Pesavento, un dialogo praticamente a 2, poi c'è questo diagonale per il fratello Giovanni, poi ancora Bottarelli di prima intenzione, piedi a papera. Poi grande parata di Dal Torrione